Benvenuti a tutti. Da questo studio dell'Università di Ferrara parleremo della qualità dell'acqua. Numerosi organismi patogeni possono essere presenti nell'acqua, principalmente batteri e protozoi parassiti, che ne pregiudicano la qualità. L'inquinamento o polluzione, dal latino polluere, deteriorare, è un'alterazione non desiderabile o una modificazione sfavorevole delle caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche dell'aria, dell'acqua, della terra. L'inquinamento può essere pericoloso o lo diventerà per la vita umana o per le altre specie, vegetali e animali, o può ridurre o ridurrà la qualità e la quantità delle risorse naturali disponibili. Gli ecosistemi acquatici naturali hanno un elevato potere di autodepurazione. Un ecosistema acquatico non inquinato è caratterizzato da acque molto spesso adatte per la maggior parte degli usi antropici. Il termine qualità dell'acqua è soggetto a valutazioni che dipendono dalle destinazioni d'uso dell'acqua. La valutazione dello stato di qualità di un corpo idrico superficiale è tanto più affidabile quanto maggiore è il numero di parametri utilizzati. Esiste una direttiva europea specifica per queste valutazioni. Ce ne parla in maniera più dettagliata il professor Michele Mistri, ecologo dell'Università di Ferrara, direttamente dalle rive del fiume Po, immerso nella nebbia. La direttiva quadro sulle acque, la 2060 EC, è una direttiva estremamente innovativa per quello che riguarda la materia di qualità ambientale dei corpi idrici. Per quale motivo? Perché fino all'anno 2000 la qualità ambientale era definita esclusivamente mediante elementi chimico-fisici del corpo idrico, la temperatura, il contenuto di ossigeno, il livello di metalli, eccetera, eccetera, eccetera. Questa direttiva invece dice che gli elementi biologici, gli organismi che vivono all'interno del corpo idrico, sono gli elementi maggiormente adatti per definire il livello di inquinamento del corpo idrico, in quanto le comunità si modificano in funzione della tipologia di pressione, della tipologia di inquinamento che grava su qualsiasi corpo idrico. E di conseguenza le analisi chimico-fisiche vengono considerate degli elementi di supporto allo studio delle comunità acquatiche. Ma quali comunità acquatiche vengono prese in considerazione per definire la qualità ambientale dalla direttiva? Dipende dal tipo di corpo d'acqua che noi vogliamo considerare. Per esempio, per le acque di transizione è necessario considerare il fitoplancton, le macroalghe, le macrofite acquatiche, la macrofauna acquatica e la ittiofauna che invece non viene considerata nei corpi idrici costieri marini. Il potere autodepurante del fiume è il meccanismo attraverso cui micro e macroorganismi demoliscono i rifiuti organici di origine naturale o antropica immessi nelle acque. Ciascun organismo del sistema fluviale ha una specifica funzione contribuendo al meccanismo di autodepurazione del fiume. Il professor Michele Mistri adesso ci spiegherà meglio questo processo. La tipologia di inquinamento maggiormente diffusa nelle acque del nostro pianeta è quella da sostanza organica. Tuttavia, gli ecosistemi acquatici, fluviali, lacustri, di transizione, quali lagune, stagni costieri o marini, sono dotati di una capacità intrinseca di autodepurarsi dall'inquinamento da sostanza organica. E questo sistema di autodepurazione è costituito dagli organismi stessi che vivono all'interno di questi ecosistemi. Di conseguenza noi possiamo immaginare tre sistemi di autodepurazione. Il primo è costituito da quei microorganismi, batteri e funghi, che direttamente metabolizzano la sostanza organica. Il secondo sistema autodepurativo invece è costituito da molluschi, crostacei e altre forme di macrofauna che si nutrono del primo sistema autodepurativo. Il terzo sistema invece è costituito da mammiferi, uccelli e pesci che a loro volta si nutrono di crostacei e molluschi, e la funzionalità del secondo e del terzo livello del sistema depurativo è quello di ringiovanire costantemente le comunità e le popolazioni dell'ecosistema. Il metabolismo fluviale dalla sorgente alla foce del corso d'acqua varia in funzione della quantità di detrito vegetale degli organismi fotosintetici.
Vediamo quindi le cosiddette categorie trofiche, ossia relative alla nutrizione degli organismi bentonici fluviali, cioè quegli organismi acquatici che vivono in stretto contatto con il fondo o fissati a un substrato solido. Le 4 categorie trofiche degli organismi bentonici sono i detritivori, che si nutrono di depositi di materiale organico grossolano e di particelle minute di sostanza organica. I filtratori, che trattengono con un apparato boccale appositamente conformato le minuscole particelle di cibo e i batteri veicolati dalla corrente. I pascolatori e i raschiatori, che hanno appendici boccali idonee a raccogliere o a raschiare le patine algali o il materiale organico attaccato al substrato. E infine i predatori, carnivori, che si nutrono di altri invertebrati acquatici. Il metabolismo fluviale e le stesse comunità biologiche sono influenzate dalle condizioni locali, ma anche dai processi che avvengono nei tratti a monte. Da qui l'esigenza di non interrompere la continuità e il dinamismo nelle dimensioni del fiume, poiché qualsiasi alterazione all'interno del sistema, ad esempio sbarramenti, dighe, interruzioni, ha effetti diretti sugli ecosistemi a valle. Adesso il professor Michele Mistri ci indicherà che cosa si intende per qualità biologica di un corpo idrico e che cos'è il Saprobian System. La struttura di qualità di uno qualsiasi degli elementi biologici di qualità previsti dalla direttiva europea è in grado, dicevamo, di definirci la qualità ecologica di un corpo idrico. Di conseguenza, gli organismi sensibili o tolleranti che vivono in quel corpo idrico sono loro che ci definiscono quanto questo corpo idrico è perturbato, stressato, inquinato. È ovvio che noi dobbiamo confrontare questa struttura di comunità in un tratto del corpo idrico sotto analisi con la medesima struttura di comunità in un tratto di corpo idrico, del medesimo corpo idrico o di un corpo idrico similare che non è soggetta a qualsiasi tipo, che non sia soggetta a qualsiasi tipo di pressione o di inquinamento e di conseguenza in uno stato il più naturale possibile. Il rapporto tra queste due grandezze, la comunità nel sito sotto osservazione e la comunità nel sito non sottoposto a pressioni, mi dà il cosiddetto Ecological Quality Ratio, l'EQR, che è quel numero che mi definisce lo stato di inquinamento del mio ecosistema, valutato attraverso la composizione della comunità biologica. Questo concetto, chiaramente espresso dalla direttiva quadro sulle acque, in realtà nasce da molto lontano. Nasce dal cosiddetto Saprobian System, sviluppato per gli ecosistemi fluviali nel 1902. Già allora in questo Saprobian System si andava a valutare la composizione della comunità macrobentonica per definire il livello di pressione, il livello di inquinamento a cui il corpo idrico fluviale era sottoposto. La qualità espressa attraverso l'elemento biologico di qualità viene rangata all'interno di 5 classi di qualità che dalla peggiore alla migliore sono pessima, bad, scarsa, poor, moderata, moderate, buona, good ed elevata, high. Ora, la direttiva dice che se la qualità ambientale del nostro corpo idrico è compresa nella classe pessima, scarsa e moderata, è necessario effettuare degli interventi per riportare la qualità ecologica a un livello almeno buono. Abbiamo visto con il professor Mistri, ecologo dell'Università di Ferrara, che cosa si intende per qualità biologica di un corpo idrico. Ma cosa si intende veramente con acqua potabile, quella che beviamo e utilizziamo tutti i giorni? Le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori, ma anche le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione su mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. La direttiva europea disciplina il campo delle acque potabili definendo i parametri analitici con i quali un'acqua deve confrontarsi per poter essere definita potabile. Ovviamente la qualità dell'acqua potabile è differente dalla qualità dell'acqua dei corpi idrici naturali. Nessuno di noi si sognerebbe di bere l'acqua di un canale, anche se classificato di qualità ecologica elevata.
Oltre ad una serie di parametri fisico-chimici, è necessario che l'acqua potabile sia salubre anche dal punto di vista microbiologico. È evidente come il concetto di qualità dell'acqua si modifichi se si considerano le acque destinate al consumo umano. Un corpo idrico naturale può avere una qualità ecologica ottima, ma non ci sogneremo mai di consumarne, di berne l'acqua. Le acque destinate al consumo umano, le cosiddette acque potabili, devono di conseguenza anche essere completamente private da organismi, da microorganismi patogeni, quali per esempio l'Escherichia coli, quali i batteri intestinali, i batteri fecali, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo vi sono zone del mondo che soffrono quotidianamente di scarsità d'acqua e sono sempre sotto la minaccia di gravi crisi idriche. Uno dei continenti maggiormente colpiti è quello africano. Vediamo più nel dettaglio questa situazione in cui versano milioni di persone. Nell'Africa subsahariana, più del 40% della popolazione non ha accesso ad acqua pulita. Il 37% delle persone che nel mondo non hanno accesso ad acqua pulita vive in Africa subsahariana. Nell'Africa rurale, in media ogni famiglia spende il 26% del proprio tempo per andare a prendere acqua, un compito che tocca quasi sempre alle donne. In media, il peso dell'acqua che ogni donna africana trasporta ogni giorno è pari a 20 kg. Nell'Africa subsahariana, le cure per la diarrea assorbono il 12% del budget sanitario e ogni giorno più della metà dei posti letto ospedalieri sono occupati da pazienti affetti da malattie di origine fecale. In Tanzania, AMREF, African Medical and Research Foundation, ha avviato un progetto grazie al quale sono stati costruiti 132 pozzi di superficie, 45 pozzi di profondità e 25 sistemi di raccolta dell'acqua piovana. Tra il 2000 e il 2006 il numero delle famiglie del distretto con accesso ad acqua pulita è balzato dal 25 all'85%. La cooperazione internazionale nel campo delle risorse idriche è una grande opportunità di sviluppo e di lavoro e l'obiettivo è portare questa percentuale al 100%.